29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Buona prima! Ciao a tutti, bentornati nel salotto del carpista. Oggi siamo con Alessandro e Marco. Ciao ragazzi. Ciao. Volete dirmi magari da quando è nata la vostra passione? Quanto tempo è che praticate questa disciplina? Allora, carp fishing non è da molto, sono 2 anni circa che ci siamo messi dietro a pescare carpe con tanti cappotti, ma non molliamo. E no, la mia passione nasce dalla montagna, pesca di trote, spinning, salmerini in laghi alpini, e ultimamente abbiamo fatto un viaggio in Olanda e per pescare il luccio ce l'abbiamo fatta. Avete portato a casa abbiamo portato a casa il luccio, grande luccio. Abbiamo visto diversi video appunto sul vostro canale dove Sì. riportate tutto, non Esatto. solo il carp fishing ma anche altre discipline. Certo. Varie disavventure che viviamo. Sì, le trovate tutte sul loro canale. Esattamente. E niente. Sì, diciamo che poi il canale nasce perché a me, lui è il pescatore esperto, io diciamo sono più un tipo da camping, da stare in mezzo alla natura, rilassarsi, nel frattempo fare una grigliata, bere una birra, e così abbiamo unito queste cose, quindi faccio i video quando andiamo insieme a pescare e abbiamo deciso di fare questo canale con le nostre avventure e disavventure di pesca. Ma ascolta Marco, adesso mi viene una domanda da fare, ma peschi? No, No. no. Mai tenuto in mano una canna. Ma forse sì, ho fatto qualche lancio anni fa con degli amici, però non sono un pescatore, a me piace proprio, mi rilassa guardare gli altri che pescano, stare in mezzo alla natura, appunto, campeggiare, mi piace comunque, anche se non sono un pescatore io direttamente, ecco. E ragazzi, una domanda, ma Rocca Fishing quando è nata? Bella domanda. Bella domanda. Col Covid. Sì, sì, mi sembra di sì. Sotto periodo Sì. di Covid. Ma voi ragazzi vi conoscete da quanti anni è che vi conoscete? Non esageratamente, ma un 12-13 anni, Sì, da quando... sì. Diciamo da molto tempo prima, diciamo, dell'apertura del canale, Esatto, sicuramente. sì, perché io avevo un bar e ci siamo conosciuti tramite il bar. Lui era il barista, io stavo sempre dall'altra parte del bancone. Esattamente. E ragazzi, ho 2 domande da farvi inerenti magari al carp fishing dei giorni d'oggi. La prima domanda che è inerente a questa sorta di dibattito che si crea sempre tra carp fishing in libera e carp fishing a pago. Voi avete un vostro pensiero? Io sono molto più da libera. Mi piace proprio combattere, tra virgolette, il fatto di prendere un pesce in libera, che è un'emozione diversa che andare in un laghetto a pagamento, secondo me, che prendono in libera ti dà una soddisfazione secondo me diversa. Una ricerca diversa che può essere la cava a pagamento. Esatto, sì, esatto. Nella libera la soddisfazione di prendere il pesce in libera è molto diverso, secondo me, a mio parere, che prendere in un laghetto dove li mettono, o comunque vengono immessi i pesci. In libera nascono, vivono lì, e prenderli è anche un po' più difficile. Sì, sicuro in certi ambienti. Soprattutto in laghi abbastanza grossi, che non sono cave piuttosto piccole. I laghi dove vado io di solito sono laghi abbastanza grossi, quindi la soddisfazione è diversa. Sì. Dal carp fishing a anche gli altri pesci, perché io ho amici che vanno a pescare nei laghi, a pescare le trote, nei laghi a pagamento, e io vado su in montagna. È una soddisfazione, ma anche una pesca diversa. Un'altra comunque, cosa. certo. Il lago sei seduto e io cammino. Sì, sicuramente in un ambiente wild, mi viene da dire, la ricerca non nasce solo da quando arrivi in pesca, cioè c'è una ricerca che parte Sì, da prima, ti programmi la giornata, dove vai, il tempo, il meteo, cioè ci sono tante varianti. Sì, sono pienamente d'accordo con te, è una situazione diversa. E un'altra domanda sempre inerente ai giorni d'oggi, mi viene da chiedervi
Cosa pensate voi riguardo alla tecnologia che può essere barchino, drone, 1000 tipologie di terminali? Io sono pro, perché comunque è una pesca con barchino, comunque attrezzatura che ci sta, cioè ci sta, per la ricerca del pesce ci può stare l'aiuto della tecnologia, assolutamente. Sì, diciamo che ti facilita la vita e poi magari andando in laghi abbastanza grandi come facciamo sì. noi, vedo che con l'ecoscandaglio almeno ti rendi subito conto se c'è un po' di pesce o no sotto, Sì, no, beh, e quello magari è non sicuro. perdi mezza giornata in un posto dove magari non tireresti fuori nulla. Ah sì, quello Quindi- aiuta, quindi la tecnologia sì. aiuta. Giorni d'oggi... Poi con la nostra tecnologia, come nei video che ci sono, che mettiamo videoproiettori, guardiamo partite e tutto, senza quello generatori e non generatori. Aiuta anche per le fasi, diciamo, dopo la pesca, la Esatto. tecnologia, pone un po' di intrattenimento, insomma. Esatto. per passare al meglio i giorni sulle sponde. certo, Esatto. certo. No, ragazzi, vi ringrazio. L'ultima cosina Grazie che mi a te. viene da chiedervi è come, diciamo, a chi ci sta guardando, dove trovarvi sui social, come vi chiamate? Social, Instagram, Rocca Fishing, YouTube, Rocca Fishing and Camping, Sì. e abbiamo anche TikTok che non lo utilizziamo molto, ma ci siamo anche su TikTok, sempre Rocca Fishing. Va bene ragazzi, vi ringrazio per questi 5 minuti. Grazie a te. E che Grazie dire, a ci te. vediamo sulle sponde. Certo. Grazie a te, grazie a tutti. Prossimamente. Ciao. Ciao, Ragazzi. ciao, ciao.